chiamo John. Ho 30 anni e sono un libero professionista. Mi occupo anche di arte e di musica. Vivo da solo e ho degli amici fraterni. La mia vita va alla grande. Non mi manca niente. E sto bene. Di notte mi capita spesso di svegliarmi. Mi giro e mi rigiro nella coperta, ma mi alzo e vado in giro per casa e mi capita di avvertire una presenza. Sì, vedo un ragazzo che mi guarda ed è triste. Chi sei? Che ci fai qui? Io non esisto, ma sono qui. Non capii bene cosa volesse dire. Forse ero troppo ubriaco. Può sembrare inquietante, ma non avevo paura. Dunque continuai. Perché sei qui? Cosa vuoi da me? Io sono qui perché vivo dentro di te. Vorrei avere quello che non mi hai dato. E ho paura delle tue paure. Detesto così tanto l'uomo, la convivenza, persino me stesso, che quella visione iniziava a tormentarmi. Sono così sdegnato dall'ipocrisia, dalla violenza e dalla crudeltà che produce questa civiltà, perché vedo troppi uomini, ma nessun essere umano. Perché hai paura? Ho paura perché tu hai già deciso. Ho paura che stai per rimanere schiacciato, impotente e accecato. Ho paura che hai perso le forze e che hai smesso di combattere, perché è più comodo, più facile. Ho paura che non credi in te e soprattutto in me, padre.